Dagli 2-3 secondi che si avvicinano. Quanto c'hai, Ferno? Quanto c'hai? Quanto c'hai? Quanto c'hai? No, devi venire all'astro, non essere qui. Devi all'astro. 3 punti di vitale importanza, fare bottino pieno potrebbe dare una spinta importante a due squadre che, diciamolo, non sono partite nel migliore dei modi. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si affrontano per la terza giornata della Lega Calcio 8 i campioni d'Italia del Cotton Club, il Football 8 Roma Nord. Davanti a Zampe, Tinazzi e Conti. 3+2. Portami avanti. Triangolo a favore. Chi? Campioni d'Italia che si schierano nella parte sinistra del terreno di gara in maglia nera e calzoncini bianchi. Dal lato destro del campo invece il Football 8 Roma Nord in completo viola questa sera. Andiamo alla lettura delle formazioni per il Cotton Club. I titolari sono Barbarella, Cichella, Conti, Giordano, Marco, Giordano Rocco, Matozzo, Santarelli, Tinazzi, Zamperini, mentre per il Football 8 Roma Nord con il numero 4 Albanesi, con la maglia numero 6 Brunetti, tra i pali Cervelli, Eusepi con la maglia numero 8, con il numero 9 Moretti, Natalucci con il 15, Pompei con la maglia numero 3 e Lorenzo Trevisani con il 13. Possesso del pallone adesso tra i piedi dei campioni d'Italia che hanno gestito il primo possesso della partita. Adesso provano ad avanzare con Tinazzi, lancio in avanti buono per la punta, il pallone che rimane là per il direttore di gara, non c'è alcun intervento irregolare, quindi si prosegue con Eusepi. Cotton che aumenta subito il livello del pressing e prova a recuperare palla nella propria tre quarti. Sfortunato qui Marco Giordano nel rimpallo. Bravo Rocco. Due formazioni che, come detto in precedenza, non sono partite nel migliore dei modi. Già abbiamo visto nella passata stagione un inizio un po' blando per la formazione di Giuseppucci, che quest'oggi si presenta alla gara con appena 2 punti, 2 pareggi nelle prime 2 gare di campionato, mentre gli avversari hanno subito 2 sconfitte nelle prime 2 giornate, una con la formazione del Testaccio Calcio 8, l'altra con l'Atletico Fiumicino, formazione che invece è stata battuta proprio dal Football 8 Roma Nord nella prima apparizione della Coppa Italia. Eusepi in cabina di regia, come al solito, gestisce e smista la maggior parte dei palloni della propria formazione del presidente Simone Bonfiglio, che ha siglato appena 3 reti in queste 2 partite, ne ha subite 8, una delle peggiori difese fin qui della Lega. Conti, Zamperini, ovviamente in posizione di terzino sinistro, ancora Conti, Tinazzi sulla destra, Conti avanza, palla al piede, ha spazio, preferisce poi andare sulla destra da Rocco Giordano che si accentra, fraseggio al limite dell'area di rigore, non riesce però a girarsi Barbarella. Football 8 Roma Nord non riesce a gestire il possesso del pallone, opta molto spesso ad andare al lancio lungo verso Andrea Moretti, numero 9 del Football 8, che ha fatto molto bene l'anno scorso proprio con questa maglia. Mentre c'è un calcio di punizione all'altezza della linea di centrocampo, Conti forse con un po' troppa fretta vuole trovare subito i suoi compagni in avanti, ma regala in effetti il pallone a Moretti. Centralmente Eusepi, sulla sinistra invoca il pallone Natalucci, viene servito adesso il numero 13 da Lorenzo Albanesi, uno dei pochi marcatori, anzi dei 3 marcatori del Football 8. Ancora Eusepi, Albanesi centralmente, si va ancora sulla sinistra da Lorenzo Trevisani, Albanesi, Eusepi,
rigorosamente con la fascia al braccio. Il pallone è al centro, sempre verso Moretti, che però si lamenta con i compagni, voleva il pallone tra i piedi. Con il numero 32 Luca Cichella, nuovo acquisto del Cotton Club. Cichella che ha disputato la scorsa stagione con la maglia della Roma Calcio 8. Barbarella viene incontro, ottima sponda per Giordano che prova a passare in mezzo a due. Il direttore di gara fa proseguire dopo il raddoppio di marcatura di Eusepi e Albanesi che hanno sottratto il pallone agli avversari. Recupera benissimo il pallone sulla sinistra Marco Giordano, che poi viene fermato dal proprio avversario, in mezzo ancora a Barbarella. Rocco Giordano va dietro da Cichella, stop difficoltoso con il ginocchio, e poi pallone sulla destra per Fabio Tinazzi. Giordano, Barbarella, ancora da Giordano. Ovviamente parliamo di Rocco Giordano con la maglia numero 10. Prima conclusione in porta, può respingere facilmente Jacopo Cervellini, portiere scelto dal Football 8 Roma Nord. Poi pallone sul sinistro di Barbarella, primo squillo del match anche per il numero 24. Pallone termina largo. Recupero palla, cerco Moro! Eusepi scambia con Trevisani, viene addirittura a prendersi il pallone tra la linea difensiva. Lancio in avanti in direzione di Gabriele Pompei che gioca esterno alto a destra. Mette in rimessa laterale Zamperini. Recupero palla, cerco Moro! È meglio che non utilizziamo, Si aspetta l'ok del direttore di gara per andare alla rimessa laterale che viene effettuata adesso in direzione di Eusepi. Trevisani aumenta il pressing. Rocco Giordano passa il pallone per Moretti, poi al limite dell'area il sinistro, arriva la rete di Roberto Natalucci, sinistro micidiale che sblocca l'incontro al 7° minuto di gara. Football 8 Roma Nord 1, Cotton Club 0. Li porto su, non voglio portarli su, non voglio, abbiamo un tempo di gioco, subito Moro, recupero Moro e saliamo. Sinistro micidiale quindi del numero 15 che sblocca la situazione qui al Circolo Sportivo Ciriaci. 1-0 per il Football 8 Roma Nord. Diciamolo anche contro i pronostici di questo avvio di gara, quindi Cotton Club che deve iniziare subito a inseguire gli avversari che alla prima opportunità hanno fatto subito male. Conti, anticipo secco su Moretti, si gira Rocco Giordano, in mezzo al campo ancora il numero 10, allarga per Conti. Viene preso controtempo il difensore centrale del Cotton Club, rimessa laterale quindi per il Football 8 Roma Nord, con il solito Trevisani che si incarica di tutte le battute laterali sulla corsia sinistra, ovvero quella sotto la nostra postazione, mentre Barbarella prova a girarsi con il sinistro, non c'è assolutamente alcun fallo. Poi il disimpegno così e così della difesa del Football 8 Roma Nord che si ritrova alla fine a buttare il pallone un po' come viene in avanti, regalandolo così a Tinazzi. Eccolo proprio Tinazzi. Si occupa del numero 7 del Cotton Club, Lorenzo Albanesi. Pallone lanciato in avanti verso Barbarella. Ottima sponda del numero 24 che va a cercare ancora Rocco Giordano. Cichella sulla sinistra, Zamperini. Ancora Barbarella. Cercato e trovato dai compagni molto spesso. Qui finisce giù, punizione Cotton. Punizione interessantissima in favore del Cotton Club. Sul punto di battuta c'è Luca Cichella. Parte quindi Luca Cichella con il destro, pallone che rimane lì, arriva sul pallone Barbarella, sigla il gol del pareggio. 1-1 quindi Cotton Club che riporta in equilibrio la sfida. Gioca! Continua così! Marco!
fase difensiva. Fase difensiva. Match quindi che si riporta in parità dopo il gol di Barbarella. Terzo gol per il Bomber in maglia Cotton Club. Trevisani, toccato duro da Cichella, calcio di punizione, giusta l'assegnazione del fallo da parte del direttore di gara. Eusepi, pallone proprio per Natalucci, l'autore del gol. Poi Rocco Giordano, ancora Barbarella, se ne va con un tunnel all'avversario, lascia lì la sfera che è buona per Rocco Giordano che va in mezzo, pallone che trapassa tutta l'area di rigore e finisce dall'altro lato del campo per Marco Giordano che guadagna la rimessa laterale, spinge il Cotton Club. Zamperini, cercare proprio Barbarella che le prende tutte, ancora Barbarella, si gira con il sinistro, doppietta personale, doppietta che lo porta a 4 reti in questa stagione, il miglior marcatore del Cotton Club, la ribalta da solo, 2-1. Gioca, già siamo scherzati. Gioca, il numero 24 non sta facendo assolutamente sentire l'assenza di Forcina. Qui se l'è cavata benissimo in ambo le situazioni. Sinistro micidiale e 2-1, quindi qui al Circolo Sportivo Ciriaci in 4 minuti i campioni d'Italia hanno ribaltato subito l'incontro. Possiamo dirlo anche meritatamente fin qui. Ha creato di più la formazione del Cotton, soprattutto in fase offensiva, mentre il Football 8 Roma Nord è andata a segno alla prima vera occasione del match, mentre qui Giordano recupera il pallone, anzi scusate era Barbarella che va con il sinistro, esterno della rete. Senti a me, stai qua che vogliamo bene. Bravo, stai qua, ora! Sinistra. Eusepi viene come al solito a prendere il pallone praticamente tra i due difensori. Moretti con il tacco prova a far scorrere per Albanesi, pallone difficile, irraggiungibile per l'esterno di sinistra. Vai via Rocco, arriva Barba! Rimessa laterale per Tinazzi. Cichella poi senza guardare prova a servire la prima punta che finora è sicuramente il migliore in campo, le sta prendendo tutte davanti. Adesso con il petto prova a servire Rocco Giordano, pallone troppo morbido e facile, preda di Eusepi. Moretti questa volta parte dalla destra, poi forse viene messo giù con un fallo. È così, secondo il direttore di gara, calcio di punizione Football 8. Se gli dici che non usa bene il corpo, quello va a fare una guerra e basta, capito? Ciao presidente. Bello Matti. Calcio di punizione battuto immediatamente, sfera in avanti per Moretti che prova a rientrare sul destro, è fermato dall'ottimo intervento di Conti, che lo abbiamo visto anche in questo avvio di stagione giocare in mezzo al campo. Oggi ha ripreso la sua classica posizione di difensore centrale e per ora sta andando bene. Moretti, pressato proprio da Conti che da dietro gli leva il pallone. Marco Giordano. Barbarella non riesce a restituirgli il favore, lancio lungo in direzione di Moretti. Conti con il petto, poi Tinazzi. Rocco Giordano, Cichella, ancora Rocco Giordano. Barbarella prova a girarsi, questa volta pressato, efficace il raddoppio di marcatura da parte di Albanesi. Eusepi, uno sguardo in avanti. Moretti, ancora Eusepi, si chiude il triangolo, pensa al tiro, il numero 8 lo effettua, pallone che esce di molto alla destra dei pali difesi da Santarelli. Lascia stare il difensore. Su lui no. Panchina molto corta del Football 8 Roma Nord, praticamente oltre ai 7 titolari ci sono Rossi, Daniele e Ortame. Football 8 Roma Nord quindi con 10
calciatori questa sera, più lunga quella del Cotton Club, che in panchina con la maglia numero 22 Blandino, con il numero 11 Fatati, con il 9 Innocenti, con il 37 Matozzo, con il 23 nonché allenatore in sostituzione di Flavio Pinna, Piccheri, mentre c'è il primo time out chiamato proprio da Piccheri al 15° minuto della prima frazione di gara. Squadre che rientrano sul terreno di gioco. Ricordiamo il punteggio è di 2-1 per il Cotton Club, che ha ribaltato l'incontro nell'arco di 240 secondi. Sul terreno di gara possiamo vedere con la maglia numero 37 Simone Matozzo, entrato adesso sotto i comandi di coach Piccheri. Matozzo che sembra stabilirsi sull'out di destra, a prendere proprio il posto di Rocco Giordano. Cichella, Tinazzi va più lungo che può con il destro, Barbarella con il ginocchio. Eusepi, ovviamente inamovibile nella formazione di Bonfiglio, il numero 8, uno dei giocatori sicuramente più talentuosi di tutta la Lega Calcio 8. Gioca in mezzo al campo con la maglia numero 8, mentre c'è un retropassaggio rischioso. Pallone praticamente regalato a Matozzo, che va con il sinistro. Ottima opportunità sui piedi del numero 37, non ha approfittato dell'errore di Cervellini. Fallo di Cichella, che chiede scusa a Lorenzo Albanesi. Subito un'occasione sui piedi del neoentrato Matozzo, che ha sostituito Giordano, mentre qui Tinazzi preferisce optare per Santarelli, che va a lancio lungo. Barbarella commette fallo ai danni del numero 6 Luca Brunetti, difensore centrale, che sicuramente non avrà vita facile questa sera, con uno degli attaccanti che si è dimostrato fin qui più prolifici della Serie A della Lega Calcio 8, mentre Moretti è in avanti proprio per Eusepi. Taglio di Natalucci, si va invece a destra da Pompei, pallone troppo lungo per il numero 3, non può arrivare sulla sfera raccolta quindi da Zamperini. Bravo Simo! Fabio! Finora impeccabile la linea 3 del Cotton Club, il tiro di Natalucci è arrivato dalla tre quarti di campo. Sì, lo sto chiamando, Barba e Simone. Mentre Piccheri chiede agli esterni in avanti di stare più stretti. Fabio, comincia piano piano. Trevisani, Albanesi che si è spostato in posizione un po' più arretrata. Barba, comincia piano piano, sei Marco, destra. Eusepi, attaccato da Giordano. Pallone ancora di Albanesi verso Moretti, lo stop di Moretti è praticamente un servizio al proprio capitano, non riesce però ad avere la meglio nel contrasto con Cichella. Tinazzi finta il cross, poi va con calma da Cristian Conti, ci pensa lui ad andare in profondità, lancio un po' troppo alto per Barbarella. Conti capisce i tempi dell'uscita, anticipando Moretti, che invece aveva tagliato verso lo specchio della porta. Santarelli, invitato da Piccheri ad andare al lancio in avanti, lo fa bene andando da Barbarella, che finisce giù. Ennesimo fallo conquistato dal numero 24. Fabio! Perché Cichella, Simone è ritardato. Lo stiamo chiamando. Lo stiamo chiamando. E glielo sto chiamando. Basta che salta a passaggio, Altro calcio di punizione, nato proprio da una palla inattiva, il gol del 2-1 che per ora sta dando la vittoria al Cotton Club. Calcio di punizione che verrà toccato proprio per Cichella, sono 4 gli uomini in barriera per Cervellini, più Zamperini a disturbare la visuale del portiere.
Pallone che sarà toccato per Cichella, invece è verso Tinazzi che va con il destro violentissimo che si spegne sulla traversa, sfortunato il numero 7. Difensore centrale, finché non rientra Cristian. Cristian, recupera la posizione. Cristian, oh! Cristian! Cristian! Oh! Rimessa laterale. È stato un attimo di confusione in campo dopo la traversa colpita da Tinazzi, sfortunato nella conclusione con il destro. Conti, Tinazzi, Posizione, Stefano centrale. Zamperini, ancora Conti. Conti invita Tinazzi a conquistare metri e poi va proprio dal numero 7. Poteva andare al cross con il destro. Si accontenta comunque della rimessa con le mani. Cichella centralmente riceve Matozzo. Conti, possesso palla prolungato qui dei campioni d'Italia che superano la mediana in questo momento con Conti. Il lancio è in avanti a cercare la testa di Giordano. Marco Giordano, calcio d'angolo. Matozzo sul pallone. In area l'uomo più pericoloso finora Barbarella, arriva invece Zamperini da dietro. Simone, più calmo. Eusepi, Trepiccheri richiama la calma il proprio numero 37 Matozzo, che ha forse abbreviato troppo i tempi della battuta del calcio d'angolo. Matozzo, Tinazzi con il destro, bellissima l'apertura di Tinazzi in direzione di Marco Giordano che fatica qui a ricevere e a controllare il pallone. Albanesi, va da Trevisani che di prima intenzione cerca Moretti, la riesce a tenere in campo, se ne va Moretti, ancora Moretti, ingresso in area di rigore, il pallone è dentro per Natalucci, doppietta anche dall'altra parte. Il marcatore ancora con la maglia numero 15 Natalucci, assist al bacio però di Moretti che se n'è andato a tutta la difesa avversaria anche con un po' di fortuna, risultato quindi di 2-2. Arriva quindi il gol del pareggio nel momento forse migliore per il Cotton Club, al secondo tiro verso lo specchio della porta. Trovato il gol del pareggio ancora Natalucci, quindi due doppiette in casa Football 8 Roma Nord di Natalucci, uno con il sinistro, l'altro con il destro, mentre per il Cotton Club la doppietta di Barbarella. Entrambi i gol invece per il numero 24 sono arrivati dal suo mancino letale, quindi Cotton Club che adesso deve rifarsi e portarsi in vantaggio quando mancano circa 2 minuti alla fine della prima frazione di gara. Santarelli, Conti, prova a giostrare tutta la manovra il Cotton sulla destra. Conti riceve uno sporco pallone da Zamperini, se la cava benissimo però con il tacco. Ancora Conti, Barbarella viene incontro, Eusepi gli sporca il pallone con la punta, poi ancora Barbarella, finisce giù, calcio di punizione. È giallo, oh, è giallo, Ma che hai fischiato? Ma che hai fischiato, arbitro? Non l'ha fischiato perché stava vicino, cazzo! Calcio di punizione quindi conquistato dal Cotton Club, sempre dal solito Barbarella. Ce n'è uno libero, 3! Sul punto di battuta Barbarella e Giordano. 3! Andiamo in sovrapposizione. Vediamo sempre i tempi. Marco Giordano con il destro, Barbarella con il sinistro. 3 sono gli uomini in barriera per Cervellini, parte Barbarella con il sinistro, ha provato a sorprendere il portiere sul suo palo, passando sotto la barriera, deviazione, calcio d'angolo Cotton.
Sempre Matozzo, questa volta aspetta l'arrivo dei compagni, poi va fuori da Cichella con il destro, spara altissimo. Mentre è scoccato adesso il 25esimo minuto del primo tempo, quindi si aspetta il duplice fischio del direttore di gara. Squadre ancora sul 2-2. Scusate, ancora è stato appena segnato il gol del pareggio, mentre qui Conti sgomita in modo irregolare con Moretti che finisce giù, calcio di punizione. Matozzo invita Moretti a rialzarsi. Barbarella e Simone Matozzo. Jacopo, Non vi aprite! Piccheri forma la barriera dalla panchina, la sistema Santarelli sul pallone, c'è Moretti, va Moretti con il destro, morbido, troppo morbido per impensierire Santarelli. Santarelli che va con le mani in zona, Barbarella con la testa, forse spinto, il direttore di gara fa comunque proseguire, non c'è stato nessun fallo. Matozzo aumenta il pressing, poi Eusepi, duplice fischio, si chiude la prima frazione di gara sul risultato di 2-2. Squadre che rientrano in campo, risultato di 2-2, possesso del pallone, il primo del secondo tempo per il Football 8 Roma Nord, che lo gioca all'indietro verso Eusepi, poi Zamperini con un po' di carica agonistica, forse anche un po' troppa per il direttore di gara, però va bene così, quindi Albanesi va al rinvio lungo, sempre in zona Moretti, Cristian Conti con il petto da Tinazzi, attaccato proprio da Moretti, che ha permesso al suo compagno di reparto, diciamo così, anche se gioca esterno di destra, un po' più basso rispetto al numero 9, di segnare il gol del pareggio mentre avanza il Cotton Club. Matozzo si allunga un po' troppo il pallone. Eusepi, Pompei fronteggiato dal numero 37 Matozzo, che non si fa sorprendere, poi uno scontro tra Pompei e Eusepi, rimane un po' dolorante il numero 8, si riprende con Cichella che va da Tinazzi, smistato il pallone centralmente ancora per Cichella, forse un po' troppo superficiale. Si riparte con Natalucci che va con il destro, conosciamo le sue doti balistiche, è pericoloso anche da lì il numero 15. Questa volta il tiro è fuori misura, lontano dallo specchio della porta di Santarelli. Santarelli verso Cichella, Tinazzi, lancio in avanti, Barbarella, stop elegante come al solito, questa volta si gira con il destro, pallone sopra la traversa, ma c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo. Rimane dolorante a terra, sembra non essersi fatto nulla di grave. Il bomber con la maglia numero 24 che si rialza, calcio d'angolo battuto al centro in direzione Zamperini, ancora pallone per il Cotton Club, questa volta è sul secondo palo dove in zona c'è solo Brunetti e indossa la maglia viola, quindi nessun pericolo. Pompei alla rimessa verso Eusepi, di prima intenzione. Poi Moretti, difficile il controllo, non riesce a stoppare il pallone con l'esterno destro, pallone che si perde in rimessa laterale. Poi Cristian Conti, bello il dribbling del numero 4, anche se un po' rischioso, porta comunque i suoi frutti. Tinazzi sulla destra, centrale Cichella, ancora Tinazzi, Cichella. Gestisce i compagni in pratica Conti dalla posizione più centrale del campo. Zamperini, pallone velenoso in orizzontale di Zamperini, Albanesi in mezzo a due avversari, finisce giù, si lamenta la panchina del Football 8 Roma Nord, ma non si lamenta colui che ha subito il fallo. Nessun contatto mentre Matozzo va con il sinistro, non c'è fallo anche qui. Pallone morbido in avanti per Moretti che fronteggia Cristian Conti, si lamenta di un gioco a gamba tesa. Infatti ottiene il calcio di punizione Moretti.
la barriera fatta bene. Calcio di punizione mentre si lamenta Bonfiglio dalla panchina. Ovviamente c'è Andrea Moretti. 3 minuti e 40 di gioco nel secondo tempo. Football 8 Roma Nord che può andare alla conclusione proprio con il suo centroavanti. 4 gli uomini in barriera, si stacca adesso Tinazzi, quindi 3 uomini in barriera per Santarelli. Si stacca Natalucci sul pallone, si stacca anche Moretti. È rimasto solo Eusepi che prende la rincorsa, va Eusepi con il destro contro il muro della barriera. Zappe! Zappe! Così. Secondo palo, Zappe, così. Natalucci, cercato come al solito in avanti Moretti che finisce giù al limite dell'area di rigore per una gomitata. Si avvicina il direttore di gara. Sarà calcio di punizione praticamente sulla linea del rigore. Stupidi che siamo proprio stupidi. Mister, gliel'ho detto, deve stare zitto. No, non l'ho visto, però comunque deve stare zitto. No. Siamo proprio stupidi, siamo proprio stupidi. Siamo proprio stupidi. Siamo proprio stupidi. Una scuola stupidi. Scusate dalla regia, sembrava un colpo al volto, invece è stato fischiato il calcio di punizione per una trattenuta di Conti ai danni di Moretti. Una scuola stupidi. Calcio di punizione praticamente sulla linea del calcio di rigore, sul punto di battuta Andrea Moretti. 3 uomini in barriera, sempre per Santarelli. Santarelli praticamente è sulla linea della barriera composta a 3, parte Moretti, va con il destro, preso praticamente in pieno Santarelli. È nostra, eh! Calcio d'angolo, non si capiscono i compagni per chi deve andare a battere il calcio da fermo, si incarica della battuta Lorenzo Trevisani. Va Lorenzo Trevisani, forte sul secondo palo, conclusione al volo tra le braccia di Santarelli, velenoso il destro. In 2 tempi l'estremo difensore. Tinazzi. Natalucci aumenta il pressing, adesso anche il Cotton Club che però si scopre un po' in mezzo al campo. Cichella smista la sfera sulla sinistra. No Ale, non portare questa porco di Zamperini. Conti. Tinazzi. Pallone in avanti verso Barbarella che si gira al limite dell'area, poi raddoppiato da Eusepi. Gli scippa la sfera. Ancora Eusepi. Pressato da Matozzo, deve allontanare Tinazzi, pensa al destro, lo effettua in questo momento. Sfortunato in precedenza il numero 7, ha colpito la traversa, l'unico legno della sfida, mentre il pallone è interessante per Barbarella, praticamente glielo regala Natalucci, poi Barbarella finisce giù, nessun calcio di punizione, apertura bellissima di Natalucci che serve il suo centro avanti Moretti, non riesce poi a girarsi Moretti, forse qui Albanesi poteva provare anche la conclusione con il sinistro, ha un bel sinistro, lo poteva tentare sulla destra. Barbarella da posizione di esterno destro, dentro per Giordano, il pallone è ancora buono, Barbarella salta con la testa. Natalucci, ritmi che aumentano in questa parte di gara, pallone in direzione di Albanesi. Tinazzi arriva prima del numero 4 Viola, si passa quindi all'altro numero 4, ovvero Cristian Conti. Matozzo sbaglia l'appoggio, un appoggio che sembrava facile. Poi Eusepi, Albanesi, si sta sentendo un po' la mancanza del numero 10 Rocco Giordano, soprattutto su quella fascia, mentre il suo sostituto, proprio Matozzo, recupera il pallone, poi Giordano dentro per Barbarella, con il sinistro non riesce a incidere questa volta. Là, esci prima, eri solo, non c'è nessuno dietro. Sembra avermi sentito il coach Piccheri che reinserisce subito in campo il numero 10. Rocco Giordano, si è sentita la sua mancanza, soprattutto in fase offensiva. Rocco Giordano che sostituisce
Marco Giordano qui sulla corsia di sinistra, è proprio Rocco che se ne va con il sinistro, tiro murato, può ripartire velocissimo il Football Roma Nord, l'arco a destra Moretti, pallone verso Cichella, Esci Rocco, c'è tuo fratello, ti sei fatto male? Barbarella, Matozzo, Non ti spostare. punta Trevisani, poi pallone per Rocco Giordano che poco fa era dolorante, prova ad andarsene in mezzo a due avversari. Rocco Giordano forse anche toccato, non è così per il direttore di gara. Poi Conti ancora contro Andrea Moretti, Cichella con il destro sopra la traversa. Io l'ho sentito anche tu. Se parliamo pure fuori abbiamo finito. No, mo parlo quando dici te, Loi. Mo parlo quando dici Pallone raccolto fuori dalla porta per Jacopo Cervellini che va con Eusepi. Pallone giocato sulla destra per Pompei, ennesimo lancio perfetto in direzione Moretti, arriva prima Tinazzi, poi Eusepi con il sinistro direttamente verso la porta, murato dal corpo di Conti. Football Roma Nord messo bene, meglio in questo frangente di gara. Eusepi con il destro da lontanissimo, Santarelli con i pugni, Cristian Conti, Tinazzi, Barbarella si gira, spalle alla porta, raddoppiato, poi lo calcia da dietro, lo ha visto forse il direttore di gara che estrae il cartellino giallo per il numero 24. Oh, arbitro, ma è il limite dell'aria, il fallo sta a battere a centrocampo. E dai, Simo, più dietro. Fischia lui, fischia lui. Ammonito anche Zamperini. Che munizione è il capitano? Ti ha chiesto spiegazioni. Oh, ma è incredibile. Fabio, arbitro, ma quello è il capitano, è stato pure educato, non è che ha detto niente, ma perché gli ha detto? Pallone in avanti verso Moretti, viene atterrato Tinazzi che arrivava da dietro. Scarichiamo, 1-2, abbiamo la qualità là davanti, scarichiamo. Scusami, Fadà, mi dici che abbiamo Glielo dirò. Se lo fa troppo dire. Che giallo è, giallo pure a lui. Ale, sta calmo. Calcio di punizione battuto. Rocco Giordano viene invitato dai suoi compagni a puntare Albanesi, poi dentro Zamperini, va con il destro sotto le gambe, miracolo questo di Cervellini che salva il risultato. Cristian, bravo Ale, Cristian rimessa dal fondo. Bravo Zampe. Ottima la percussione sulla sinistra firmata Giordano Zamperini, poi Zamperini è andato con il destro, sfortunato anche in questa occasione, ma anche molto bravo l'estremo difensore del Football Roma Nord. Poi solito duello Conti-Moretti, Conti lascia scorrere, Cichella, pallone velenoso verso Cichella che se la cava benissimo, Conti, Barbarella, Matozzo, Tinazzi. Quando siamo giunti a metà della seconda frazione di gara, risultato ancora fermo sul 2-2 qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Vai a cacciare. Alla terza giornata della Lega Calcio a 8, mentre c'è il sinistro di Zamperini, esplode anche Piccheri, sinistro micidiale del numero 21, nonché capitano del Cotton Club. Ci pensa lui a rimettere le cose in chiaro. 3-2 del Cotton al 13° minuto del secondo tempo. Dai cazzo. Vieni respirare. Muove la palla, adesso stiamo messi meglio in difesa. Tira di punta, come vedi la porta? Una puntata. Ah, Rocco, una puntata. Signor arbitro, il capitano ha chiesto solo una munizione, perché della munizione ne ha data un'altra. È stato pure educato, manco maleducato. Domanda, se non parlo io, ma che No, scusa arbitro, ma te lo sta chiedendo cortesemente, arbitro. Sta zitto Davide da fuori. Arbitro, scusami.
Si riprende sul risultato di 3-2, si è riportato in vantaggio il Cotton Club con il bolide di sinistro di Zamperini. Qui Rocco Giordano sbaglia. Moretti, spalle alla porta, si gira sul pressing di Conti. È il duello più bello dell'incontro questo tra il numero 4 e il numero 9 del Football 8. Oh, Rocco, andiamo a fare gol, no? Bravo Rocco, buona idea. Mi porta la spugna con me, dai, fa gol però. Santarelli, Tinazzi. Ti fanno entrare manco. Sali Rocco. Pallone lanciato in avanti, Barbarella, elegantissimo lo stop con il petto, poi si allunga un po' troppo il pallone. Zamperini, Rocco Giordano, Zamperini, Cichella allarga le braccia, invocando il pallone, poi Matozzo centralmente si gira, salta il primo uomo, si deve fermare sul secondo, va da Rocco Giordano che accelera, mette il turbo, poi va con il sinistro, troppo morbido al centro, pallone facile per Jacopo Cervellini. Riparte Pompei velocissimo sulla destra, Zamperini mette il corpo, si ferma sulla tre quarti la corsa del numero 3, rimessa laterale, praticamente un calcio d'angolo con le mani da quella posizione. Pompei va però a cercare Eusepi che gli rifornisce il pallone, poi viene atterrato Pompei, si è lasciato cadere secondo il direttore di gara sull'arrivo di Zamperini. Giordano se ne va benissimo con un numero ai danni di Natalucci. Matozzo contro Albanesi, alla meglio Albanesi. Tinazzi, Cichella, Tinazzi. Matozzo. Barbarella con il sinistro a cercare Rocco Giordano, pallone sporcato, preda quindi di Cervellini. Quando siamo giunti al 16° minuto di gara, aumenta il pressing di Barbarella. Pallone che filtra, Pompei regala il pallone a Barbarella, il bolide di Barbarella, poi il destro, ci ha provato di controbalzo, pallone alto. 3-2 il risultato qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Pallone lungo in avanti a cercare lo scatto di Albanesi, c'è solo Cristian Conti in quella zona di campo che addomestica il pallone con il petto, poi calcia praticamente fuori dal centro sportivo, allontanando il pericolo. Quello buono sta là sopra, se no vede Caciotti. Chi giochi a te? Tiralo giù con questo. Dai giù quello che questo sta Caciotti. La spinta di fase si vede lui. Prendilo! Cervellini va con le mani, Natalucci, Eusepi, praticamente in ruolo di difensore centrale. Trevisani non sa chi recapitare il pallone, va adesso da Natalucci che pensa al tiro, poi va in verticale, pallone troppo leggibile da parte della retroguardia del Cotton. Barbarella, Conti, finta di Conti, Moretti non va in pressing, ci va adesso, quindi Conti effettua il solito lancio in avanti e arriva il solito e puntuale stop con il petto di Barbarella. Sicuramente uno dei migliori in campo questa sera, autore di una doppietta, ma ha praticamente dominato sulle palle aeree e sulle palle in avanti da parte di Zamperini e Conti. Adesso Matozzo, Tinazzi, pallone che rimane in campo, quindi Tinazzi deve inseguire Moretti. Calcio di punizione conquistato da Moretti. Pompei sale largo a destra. Fabio, scivola di qua. Fabio, non può mancare. Simo, largo, Barba, sulla palla. No, Barba. Calcio di punizione battuto, Natalucci verso Trevisani, poi ancora Natalucci. Brunetti centralmente
prova la percussione centrale. Non ci rilassiamo, manca una vita, non ci rilassiamo. 18° minuto di gara inoltrato, risultato di 3-2, decide la rete di Zamperini nel secondo tempo. Matozzo se ne va, poi prova il sinistro, indirizzato verso l'incrocio dei pali, pallone che si perde comunque fuori. È preso Rocco. Pompei, Eusepi, Barba, piano, Brunetti, piano là, così, bravo. Rocco stretto. Albanesi, Natalucci, pressato, deve rifugiarsi da Eusepi. Eccolo il numero 8 che va al solito lancio in avanti a rientrare sul destro verso Moretti. Bravo Matozzo. Esce il numero 37 Simone Matozzo, rientra in campo con la maglia numero 5 Marco Giordano, che compone il tridente con il fratello Rocco Giordano e con il centroavanti Barbarella. Eccolo proprio Barbarella che lotta contro Brunetti, alla meglio questa volta il giocatore con la maglia numero 6 viola. Bravo, bravo. Occhio Zappe. Eusepi, Ce l'ha, Cristian così. lancio di Eusepi in direzione Natalucci, appoggia perfettamente a Santarelli con la testa. Zamperini, capitano del Cotton Club, che si è caricato la sua formazione sulle spalle, andando a segno con il gol del 3-2, gol del 3-2 che per ora sta valendo la partita, mentre Marco Giordano è in avanti, finta il tiro, ottimo intervento però di Pompei, che in tackle scivolato sottrae la sfera all'esterno di destra. Poi Eusepi, toccato da Cichella, che chiede scusa. Ha fischiato dopo, ha fischiato, ma che ne sa? Fa paraculo, Ha fischiato dopo, ha fischiato dopo. Leva di Barba. Barba! Barba! Ha fischiato dopo. Eusepi, pallone in avanti. Cichella, Zamperini, invitato al lancio in avanti da tutta la sua panchina. Barbarella, stop di petto con il sinistro, messo giù da Andrea Eusepi, che lo tocca duro da dietro. Cristian, uno tra te Zappe che va a saltare. Uno solo. Oh Adre, ce l'ho per cazzo, oh! Adre, far bravo, Cichella sul punto di battuta, pallone indietro verso Zamperini, che lascia scorrere per Conti, i due veterani del Cotton Club. Oh, Aloi, gli dici qualcosa al gioco delle due? Zamperini, A palla lontana. Oh, poi Marco Giordano sulla sinistra, Eusepi recupera, Brunetti. Zappe, prendi un po' di campo. Zappe, prendi un po' di campo. Oh, no, sei scritto. Fabio, stretto. Eusepi, palla rimessa laterale, però regala il pallone a Cichella, che prova a girarsi in mezzo a due avversari. Ancora Cichella, supera due avversari, poi serve Marco Giordano sulla destra con la punta, ancora miracolo di Cervellini che dice di no. Marco, e allora? Sei Ciche! Albanesi rimane Zappe stretto. in piedi. Non rischiamo. Zamperini, Barbarella, bravo. pressato Zamperini, va al lancio in avanti, il pallone è rimasto all'interno del rettangolo verde di gara. Di possesso palla, dai. Eusepi, Stretto, qualche Zappe. Sì, Marco. Siamo sempre da noi. ancora Eusepi, pressato da Marco Giordano, non sa dove andare, preferisce alla fine cercare Trevisani, che con la punta va da Moretti, fa correre Pompei, non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore, quindi Eusepi si gira con il destro, Veronica, numeri, e poi alla fine calcio di punizione fischiato a Conti. Rocco, sulla palla. Rocco. Sulla palla. Siamo la giocata. 23° minuto di gara.
23 è il minuto sul cronometro, 3-2 è il risultato in favore del Cotton Club, ma c'è un'ottima opportunità adesso per il Football 8 Roma Nord. Proviamo a forzarla, perdiamo 40 secondi qua. L'ho capito. Fabio! Siamo stanchi Andrea, siamo stanchi Andrea. In barriera! Allora 3. Sempre non t'aprire. Marco! 2 minuti da adesso, parte sul punto di battuta Natalucci, va il numero 15 con il destro, violentissimo ma si ferma sulla barriera, poi Eusepi. Pallone largato a sinistra, il traversone al centro, forte e teso da parte di Albanesi. Sarà quindi calcio d'angolo, Albanesi sul pallone, va fuori a cercare Natalucci che arriva con un pizzico di ritardo, forse illuso dal suo compagno che non aveva sentito l'arrivo di Natalucci. Marco, devi tenere la palla. Barba, rimani là. Zamperini, Conti va in avanti, Barbarella domina al limite dell'area di rigore, poi ancora Barbarella, finisce giù, guadagna calcio di punizione e tempo prezioso. Capio! Cristian! Dio ti fa possesso su sta palla. Fate possesso, Oh! Rocco! Là, pronto a lavorare dietro. Fate possesso, Cicalla! Se passano qua, se fanno tattico. Se passano qua. Rocco Giordano, Marco Giordano sul punto di battuta, triplice fischio del direttore di gara, si chiude 3-2 l'incontro qui al Ciriaci per il Cotton Club che batte il Football 8 Roma Nord. Decidono la doppietta di Barbarella, il gol di Capitan Zamperini per il Football 8 Roma Nord, la doppietta di Natalucci.